Ma che è? Ma che È stai facendo? un inizio scoppiettante, Ma che sai, perché inizio sono contento perché scoppiettante? quando vengono dall'estero via Sì? mare Eh? per vederci sono felice. Che vuol dire via mare, Sono scusami? venuti due emiri arabi qui. Sì? Sì, Emiri con arabi. i loro, c'è un 16 parcheggiato, no? A mare, al porto, Eh? enormi, Ma che cos'è un enormi. 16, scusami? Ascolta, ma tu non vai al mare. Oh, ma questa al Non lo mare so, non ci ragazzi. va. Che cos'è, un tipo di barca? Sono 16? due barche. Si Ma chiama così, enormi, 16? Non lo no, so, non sono si preparata. chiamano yacht. Sì? Ma siccome sono due, sono yacht e yacht 16. Non ci arrivo a queste battute matematiche. Questa è una battuta matematica. Esattamente sono quelle battute che mi vengono così. Dai, torna. Vabbè. Sta a casa aspetta a te. Dai, solo per il pubblico. Bene, oggi faremo una puntata Fredda? Fredda. Fredda? Calda? Sento freddo. Sento freddo. E poi sento caldo? Caldo, freddo. Caldo freddo? Facciamo Quindi una delle fredda e una pietanze calda? che in partenza hanno una specie di cottura, anche se poi si mangiano Bene. fredde, ma noi siamo fredde. Vabbè, da dove iniziamo? Allora, Freddo o facciamo caldo? la caponata Fouad, sarebbe fredda, Fredda. e faremo anche un gatto di patate freddo. Freddo? Sì, come se fosse, sai, un bel buffet estivo che vuoi, quei Bello, sapori tante cose da frontistrali, spizzicare. E di capito? caldo che facciamo? Niente. Come? Hai detto Tutta- freddo caldo? No, abbiamo fritto le melanzane, fritto i peperoni per fare una caponata. Mm. E ora andiamo a comporre la caponata che poi diventa fredda. Ah, quindi tutto espresso. Innanzi prima di tutto, tutto Dai, espresso. Bellissimo, allora. Ci tagliamo questo sedano che abbiamo precedentemente sfilacciato e andiamo a tagliare così. Così. Vuoi farlo? No, Perché? guardo te. Senti il profumo? Eh sì. Senti il profumo? Io Quindi faccio così, sfilacciato, allora, io giusto? faccio così e tu dici sì, faccio il rumore e tu dici sì. Senti il profumo? Sì, Senti il profumo? sì. Hai visto? Io faccio così e lei dice sì, ma si può essere così. Senti il profumo? Sì. Perché Senti il scemo, mi profumo? contaggia, ragazzi. Sì, ma sì. che è più scemo Cannavalo che ci manda a prendere? Ma che ne so, cioè siamo diciamo una coppia ormai Sì, ormai, eccoci qua. andati. E questo è il sedano. Sedano sedato, quindi non ha sofferto in questo Esatto, taglio, ragazzi, taglio. tranquilli. Che c'è? Cioè, non dovrei andare io. Il sedano sedato non ha sofferto al taglio. In effetti Che ha va ragione. l'anestesia. No, ma in effetti ha Era ragione, non sedato. ho sentito neanche un grido. Ora, le olive denocciolate Sì. le andiamo a tagliuzzare così. È molto importante questo, perché siccome non le mandiamo in cottura come si farebbe con la caponata, No. giusto? Così, tagliuzzandole così, diamo fuori il loro bel Profumo, sapore aroma. a Lazio. Un pezzettino, seta. Esatto, niente, se non ci mette mano non è lei. Devo dirti un'altra cosa. Dai, Stavo non c'è tagliando senza bisogno, salutare dai, te. veramente, E dai. poi te. E anche te e tu. Speravo Sei se il lo mio fosse primo dimenticato. piano, perché sanno che non prendo l'ascensore, mi hanno fatto un primo piano. Eh. La nostra camera dell'artrosi cervicali. E chi ci Bello, toglie adesso dei come... malanni? Lo zio Gianni. No, Lo devi fare zio la niga. Gianni. Devi fare la niga con le olive, non mi interessa, Giusto, vai. Vediamo. Anica! Ah, Perfetto. avanti. Poi Poi, devo darti una notizia vai. importante. Sì, ci sono. Mi ha scritto uno chef pentastellato, anzi non mi ha scritto, mi ha mandato un audiomessaggio. Tu non ci crederai. Ora ti faccio sentire chi è. Regia, mi mandi l'audiomessaggio? Buongiorno, sono Barrieri. Si sente dalla pronuncia emiliana, Mimò, sono io. Volevo fare i complimenti a Totino e dire a Desiree, guardi, lei di cucina non è all'altezza come il nostro Totino, perché il nostro Totino è troppo bravo. Ha detto... Lo devo dire con Piccioli. sincerità. Sentite chi era?
Non lo so, Barbieri. non sono sicura, non sono convinta. Barbieri. Non ne sono convinta. Perché? Per Dai, quella- ragazzi, ma mi stupisco per la regia, No, dai, veramente. l'accento siciliano che hai sentito alla Ma che fine. accento siciliano? Suo padre, il Ma barbiere, che faceva suo il barbiere padre? qua a Palermo. Sì, faceva il barbiere a Palermo, barbiere no, Poi ragazzi, veramente, cioè. Poi prendiamo il Mangio capo. per dimenticare. No, tu mangi sì. Mangio per dimenticare. Tu mangi perché ti scogli che mangi e mangi di nuovo. Poi Barbiere. abbiamo preso i capperi. Cioè, Pentastellato. l'invidia a lei un pentastellato non glielo avrebbe mandato mai il messaggio. Va bene. Comunque, Ok. andiamo qui. Guarda, stiamo facendo... Vi farò vedere nelle Sì, prossime sì. puntate Chi ti scriverà? chi mi scrive a me. Che io non ne faccio, diciamo, un vanto. Allora, vediamo. Ma è una cosa normale per me ricevere dei messaggi di stima Esatto. da personaggi illustri. Ti farò vedere, guarda, nelle sì. prossime puntate Sì, sì. ti farò Adesso vedere. abbiamo mischiato i capperi tagliuzzati, le olive tagliuzzate, in modo che i sapori si algamano. Prendiamo una plastic bowl, this La one, vasca da bagno. esatto. Non ce l'hai più grande? No, Non c'è? perché per mischiare ci vuole aria, ci vuole... E abbiamo Questa? messo questo. È la stessa che usavo per fare il bagnetto ai bambini. Poi guarda, Uguale, così. Mattia ti rinascere, nicchi, 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 si vicini. Più o meno, diciamo. Poi abbiamo fritto dei peperoni, Ok. vedi? E li mettiamo inside. Peperoni e melanzane. Senti, è vero che per fare la caponata devi fare delle fritture separate? Sì. Sempre è meglio, vero. sempre meglio, anche fare una ratatouille, una cosa, sempre meglio. E adesso andiamo ad algamamare questo Mamma mia, composto che così. profumo, ragazzi. Senti il che profumo? Dopodiché, cosa dobbiamo fare? Non lo so. Ci vuole... no, non c'è la salsa di pomodoro? Dove? Nella caponata? Certo. C'è o non c'è? Dimmelo. Mi ricordo, c'è la C'è, salsa c'è, di c'è, pomodoro? c'è, c'è. Noi facciamo così, così e così. Poggiamo così e facciamo, questo lo toglio, e facciamo un sigoline, sigoline, sigoline. Ma tu queste parole di alta cucina le capisci? Sigoline, queste Certo, cose. queste sono... Cos'è una sigoline? che ne so. Ecco. Assaggia ogni tanto, mi devi fare questo favore. Volevo dire alla signora Giuseppina Che ha che il detto? pomodoro è rigorosamente sporco, Non è vero. è vero. Guarda, Vabbè, dico, queste le nostre signore siciliane sanno come si fa una caponata, no? ma questa è diversa, è una Ma questa è caponata fredda, diversa. fredda che ci può fare, sai, tra l'altro ha una particolarità, che non è piena d'olio come spesso le caponate sono, anche perché è il segreto, per non far fare troppo olio della frittura delle melanzane e degli Quindi è altri più ingredienti. light? Fatela il giorno prima la frittura e la tenete in uno scalapasta a fare colare completamente l'olio. Va Possiamo dire che è una caponata più light? bene? Eh sì, light, no quite. Light. Dai. Quest'altro pezzetto di pomodoro così. E questo, guarda qua. Bravi, bravi. Allora, cosa abbiamo fatto fino adesso? Che ne so. Dimmi, abbiamo Abbiamo tagliato. Pomodoro. cosa? Pomodoro. E basta? Altre cose, c'era il cosa? sedano, le Sedano, olive, i capperi. i capperi. E lo dobbiamo dire, e lo dobbiamo dire. Ah, vedi, guarda, quindi proprio fresca, Così, fresca. e non finisce qui. No. Di solito nella mandorla ci va il pinolo. Posso mescolare intanto? No, ancora No, ancora? No. No. Ci va il pinolo. Ma io amo mettere le mandorle. Quindi, e mandorle tritate, giusto? Tagliate a coltello. sì. Poi che mettiamo? Poi, allora, mettiamo le mandorle qui. Prendiamo dell'uvetta sultanina. Del sultano, Sì, esatto. del Brunei. Del Brunei. Sì, il sultano del Brunei. E qua, guarda qua, guarda qua. Viene da Dubai, l'uvetta. Sì, a Dubai, sì. A Dubai con l'uvetta, a Dubai. Tagliata piccolina, messa dentro. Sì, che dà quella dolcezza che dobbiamo dare. Che manca? Ah, manca cosa? Cosa manca? Che ne so. Nella caponata che cosa c'è? L'agrodolce. l'agrodolce. E noi andiamo a preparare l'agrodolce. 1, 2, 3. Saremo quasi
più o meno 4, saranno circa un 50 millilitri. Vabbè, 4 cucchiai, più o ragazzi, meno, 50 sì. millilitri. Zucchero Siamo là 2 ore a capire grammi, millilitri. Ma e andiamo a mescolare. Guarda, Ci sei, visto che è scomparso? è scomparso. Importante. Cominciamo così. Ci adagiamo così. Adesso io mescolo, tu prendi un cucchiaio E che faccio? e mi sentirai sia il sale che l'agrodolce. Dato che io non posso assaggiare, era un assaggio, non una mangiata. Non è vero, cioè non è vero, ti togli dalla mia camera, non è vero. Per sapere com'è a quante cucchiaiate dobbiamo arrivare. Va bene, com'è? Buona. Buono. Allora posso impiattare? Dai. Impiattiamo. Prendiamo questo bel vassoio, così. E andiamo a impiattare questa caponata fredda. Bella, eh? Fresca, estiva, veloce da preparare. Fate le melanzane e peperoni la sera, giusto? Sì, anche sì, certo, la sera. No. Questo qui io lo vado a smicionare completamente. Smicioniamo completamente. Ecco. Così. Mamma che profumo, Gli guarda. diamo questo profumino così E mettiamo lì. e mettiamo lì. Adesso Sì. poi comporremo l'assaggio. il piatto. Ma adesso posso fare la rima con gli ingredienti per Dai, consigli fai la per i rima. consigli. Voglio darti fiducia. Allora. Fai la rima. La caponata si mangia fredda, ma parte tutto da ingredienti caldi. E allora consigli per i consigli. C'è la rima. Ma che c'entra? Ma lo capisci che cos'è la rima? Ragazzi, La rima l'avevo fatta prima. vabbè. La rima. Consigli per i consigli. Eccoci Allora. qua dopo gli spot pubblicitari. Mi ha chiamato Lemiro, Sì? che è parcheggiato al porto. Dice i vostri testimonial, i vostri inserzionisti mi piacciono da morire. Davvero? E quindi Sì, che fa? Si compra le cose. Si da compra loro. là? Bene, vabbè. Allora, adesso passiamo al gatto freddo. Gatto freddo, dai, ci sono. Prendiamo il solito Vasca da bagno. dove hai fatto il bagno ai bambini. Mettiamo queste belle patate già prebollite. Bollite. Eccoci qua. Ecco. Questo è un bel cipollottino che noi andiamo a macinarino, tagliamo e lo tagliamo piccolino. Piccolinino. Così, dobbiamo tagliarlo piccolino perché stiamo facendo un prodotto che sarà freddo, capito? Sì, piccolino piccolino, guarda. Ecco, guarda che cosa ho fatto, Desiree. Un Mentre trito tu- di cipollotto. Bravo. Così, e lo mettiamo qui. La quantità ci appare sufficiente e questi li posiamo di nuovo. Poi, Poi, ora dobbiamo aggiungere un altro poco di olio che Vai. avevo precedentemente in mente. ecco. E ora, siccome dobbiamo fare qualcosa di rustico, il pubblico non me lo... Sì, la regina del pepe ci vuole. La regina del pepe. Che devi fare di rustico, quindi? E di rustico dobbiamo fare una cosa. Cosa devi Innanzitutto aggiungere? mettiamo a po' little di bit sale. of salt. Sì. Thank you. E dobbiamo impastare. Ah, vabbè, Lo dai, le facciamo lavate con le mani? Ah, no, non faceva che ma... Le lavate le mani? No, completamente. Non è vero, le ha lavate. No, completamente. Io non lavo le mani. Se no la patata non viene. È un gâteau che deve rimanere grossolano. Un po' così, un po' grossolano, Grossolano. un po' rustico, diciamo Bravo, così, un po' bravo. rustico. Un po' rustico, come deve rimanere? Un po' rustico. Esattamente, perché io dico che esattamente Esattamente anche un se po' si fanno le rustico. cose, diciamo, altri di popolo, noi esattamente abbiamo... Ma c'è solo esattamente Esatto. per alzare il livello? Sì, Basta sì, quello? sì, sì. Vabbè.
Perché noi, diciamo, noi altri siamo di un popolo abbastanza chic, perché noi sì, esattamente siamo abituati a platee, a parterre, nel senso che io sto a parterre. Vedi? Ora, Allora, abbiamo dato una bene, bella macinata. quindi le però, patate bollite, però un po' sai di una olio. cosa, molte rimarranno integre. E vabbè, ci Ed piace è la così cosa a noi, bella, no? Ci piace ed così. è la cosa bella. Hai visto che abbiamo fatto? Ho visto. Ok, ci Bene, fermiamo. ci fermiamo. Ci laviamo la hand, così, così, e chiudete. Non si chiudeva la... Esattamente non mi si chiudeva. Esattamente, ho capito? sentito un po', diciamo, Sì, esattamente, una non si stizza, una capisce. leggera stizza. Allora, Finiamo la preparazione con nel gâteau a mortadella. Ci sta, ci sta bene, sì, ci sta, non mi dire di no perché ci sta. ci sta. Quindi, Ci sta. la facciamo a cubetti, immagino, no? Brava. Togliamo la parte pellosa. Sai cos'è la parte pellosa? La buccia, Bravo. Così. ecco. Togliamo questa parte di qui, questa di qui Ecco, e andiamo a creare dei tocchetti di mozzarella. No, non faccio dei tocchetti. Che fai? Ora ti faccio vedere. Di mortadella, ho detto Ha mozzarella. detto mozzarella, sbagliato. ma è mortadella. Questo che formaggio è? Questo è un caciocavallo ragusano Ah, buono, fresco. ragazzi. Fammi sentire se è fresco. Hai detto fresco? Cioè, non è che è uno fresco. Tutte le cose fresche. Ah. È fresco. Hai visto che sto facendo? Daisy? No. Guarda. Ah, frulli? Certo, perché frullandolo, cosa accade? Che inside si insidano tutti. Capito? Ma a questo punto dobbiamo essere avari. Prendimi anche quell'altro pezzo. Ma sì, dai. Ma sì, mettilo. dai. È fresco? Abbastanza, nel senso che è nel frigorifero. Perfetto. Questa è un'eccellenza della nostra terra di Sicilia, il caciocavallo Molto ragusano. buono. È un'eccellenza nostra. Allora, mortadella, caciocavallo, l'olio lo olio. mettiamo qui perché non lo andremo a mettere lì. Ok. Qui lo mettiamo tutto qua e andiamo a... Fammi un conto alla rovescio. Di quanto? 5. 5 secondi? Sì. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Vai, vai. Va bene. Guarda, qui è rimasto forse un po' più... Ma smetti. Vabbè, ragazzi. Guardami tu, guardami. Girati e guardami. Guardami. Va bene. Poco importa se è rimasto qualche pezzolicchio così. Questo lo togliamo e togliamo le residuanze. Ci prendiamo una bella marisa. Capito? Se avessimo messo il prodotto, il formaggio e la mortadella, se l'avessimo messa, diciamo noi altri, a pezzettini, non avremmo avuto questo grande aroma che certo, così sprigionerà. diciamo che va a contaminare tutto. Capito? tutto. Sprigionerà la sprigionatura. Questo te lo regalo e andiamo alla via così. A mescolare, quindi. Così. È tutto rustico, la patata è rustica, la mozzarella, la mortadella è rustica, vedi tutto E ci facciamo un gatto freddo, vogliamo un gatto freddo, freddo. giusto? Ora, nel gatto, Che ci va? nella teglia, la teglia noi che facciamo? La oliamo e ci mettiamo il pangrattato, Sì, perché poi va in forno. sì. E allora, ma tu te lo mangeresti il pangrattato crudo? No, l'hai fatto già. E abbiamo fatto la mordica L'hai attorrata. fatta già, ho visto. La mordica attorrata, per cui, ora facciamo, prendiamo le teglie. Questa qua, Eccola. olive oil, Un po' d'olio, olive oil, pennellata. speno la manda, così, così, pangrate, a turre,
E voilà. Le piattiamo perché dobbiamo recuperare il pan gratin. E voilà. Questo lo spostiamo Ecco tutto qua. e andiamo a mettere il gâteau ici. Così. E così. E così. Ci Esattamente così. sporchiamo le mani di olio. Perché adesso andiamo un po' a compattare, Sì. no? E andiamo a fare questo. Porca miseria. Un altro Diamo di po'. composto che ci serve che spinga nelle pareti, Sì. capito? Ecco qua. Adesso, Adesso and now, togliamo questo. che facciamo? Lo andremo a sformare. Così? Freddo. Sì, è certo, capito, è tutto freddo. Però daremo prima, cosa daremo? Che ne so. Una pulita per poi passare alla presentazione e all'assaggio. A tra poco. Desiree, Pronti? il momento magico, Dai. vediamo che è successo. Sforma. voilà. Ma bellissimo, eh? Hai visto? Semplice e anche coreografico, E direi. abbiamo fatto la caponata a freddo e il gatto freddo. Adesso vi dico se sono buoni. Assaggiamo, cominciamo dall'antipasto. Hai sentito il plurale, vero? Cosa? Il plurale. Cominciamo? Vabbè, Plurale cominciamo l'hai perché sentito? tu chiaramente... Assaggiamo. Vabbè, diciamo che ti occupi di impiattare tu. Noi devo assaggiare pure. Dai. Basta così. Vabbè. Questa è una versione di impiattamento. Vogliamo fare una figura che c'hai ospiti a casa? Dici, ma che mi dà, scusami, mi dà la caponata fredda? E noi facciamo una cosa, dice, aspetta, ti faccio vedere io. Capito come te la servo? Sì. Quale devo assaggiare? Tutte e due. No, che c'entra? Se la servo così. Questo è il secondo impiattamento. Vedi? C'hai ospiti a casa, guarda. E Vuoi voilà. fare una cosa più chic? Gli fai una cosetta più, capito? Capito? Ecco qua. E allora questo lo mettiamo qui Ma questa sembra peccato a toccarla. e questo assaggiamo passiamo questa. all'assaggio, dai. Mi devi dire come è mezz'ora che mangiano, le sta assaggiando adesso. Ora fa capire che è la prima volta. Sta facendo capire che è la prima volta che l'assaggia. Ti togli per favore dalla mia camera. Qua sto mangiando. Che c'è? Come la va? Com'è? Possiamo andare avanti? Andiamo avanti. Andiamo avanti con il nostro... Buona, eh? Poi quella mandorla che ti dà quel crunch. Andiamo avanti con il nostro gatto freddo. Ci sei? Ci sono? E allora? Taglio, 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 taglio per ti innamoro. Taglio, taglio, taglio per ti respiro. E ora te. Questa è la forchetta, forza. Ma non devi finirlo tutto il piatto. E dimmi questo gatto, guardate, regia, guarda che bei colori che si sono formati dentro, guarda. È bellino, eh? Prego. Allora? C'è? C'è, C'è? c'è, c'è, c'è. Abbiamo fatto bollito delle patate, messo un po' di Si mortadella. sente il caciocavallo, la mortadella. Oh, patate. Ci vediamo alla prossima. Lasciata lì così un po' intera. dammi la forchetta, un tanto po' non- per caso. Posso usare anche la tua di forchetta? Una cosa che potete portare al La mare. posso assaggiare, non mi fa se... Potete portare Io non ho problemi. una domenica, Con che la ne tua so. forchetta per me è lo stesso. Se siete ospiti da Arrivederci. qualche parte. Alla prossima, vi vogliamo Capito? bene. Caponata a freddo, 3 melanzane, un peperone, 4 pomodori rossi,
una costa di sedano, 100 g di olive bianche denocciolate, 2 cucchiai di capperi, un cucchiaio di uvetta sultanina. Per l'agrodolce, 40 g di aceto, 30 g di zucchero, gâteau a freddo, 6 patate bollite, 200 g di mortadella, 200 g di caciocavallo fresco, cipollotto quanto basta, pan grattato abbrustolito,